Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre la cronaca la fa da padrona nel nostro telegiornale, perché sono tantissime le notizie che ci arrivano dalla nostra regione. Le nostre redazioni si stanno occupando da questa mattina di raccogliere le ultime informazioni, gli sviluppi, le ultime novità dal Veneto, ma nel nostro telegiornale, come sempre, lo sapete, c'è spazio anche per l'attualità delle bollette impazzite, le famiglie che non sanno come faranno quest'inverno, aziende che iniziano già ad avere problemi immensi con il rialzo inarrestabile dei costi dell'energia, i locali, i ristoranti, i bar, la produzione. Addirittura c'è chi, e poi lo vediamo in un'intervista praticamente in esclusiva, perché siamo riusciti immediatamente a rintracciare questo ristoratore, c'è un ristoratore che ha deciso di far pagare 5 euro di sovrapprezzo per chi vuol mangiare al caldo, 20 euro di sovrapprezzo per chi vuol dormire con il riscaldamento acceso. E questa partita come una provocazione rischia di diventare invece un po' la prassi, quindi ricadute poi immense su tutto quello che è la filiera. Di questo però ne parliamo poi. Abbiamo anche notizie riguardanti, come sempre, la cultura, il tempo libero, la spiritualità di un Veneto che nonostante tutto sceglie di guardare alle proprie radici, alla propria anima, e poi vi ricordiamo che siamo a ridosso dell'anniversario del Vajont, quindi abbiamo anche delle novità su questo argomento, ma ve le diciamo poi nel corso della nostra informazione. Siamo insieme fino alle 13. Adesso partiamo con la cronaca, perché in A4 abbiamo dato la notizia ieri, nelle nostre emittenti c'è stato uno degli incidenti più gravi, più disastrosi di sempre. Questa mattina la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, accompagnata dall'assessore comunale al bilancio, è giunta a San Donà di Piave, dove ieri appunto sono morte 6 persone in un incidente che ha visto coinvolto un pulmino dell'associazione 121 e un tir. Insieme alla prima cittadina romagnola anche i familiari delle vittime. A perdere la vita nel sinistro è stato anche Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, alla guida del mezzo. 4 ragazze e un ragazzo di Centro 21 e della cooperativa Cuore 21. Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Luigi, Valentino Ubaldi e Alfredo Barbieri. Risulta ancora ricoverata all'ospedale di Treviso. Poi sentiremo la nostra redazione se ci sono novità. In gravissime condizioni l'unica superstite dell'incidente, la coordinatrice dell'area educativa della cooperativa Cuore 21, in viaggio con la comitiva riccionese. Erano diretti in Carnia per illustrare alcuni progetti a tutela dei disabili e dei giovani affetti da sindrome di Down. Allora, questo è quello che è successo stamattina. La dinamica è ancora da ricostruire. In quel tratto c'erano lavori in corso, forse chi guidava si è distratto, non si sa ancora, non è ancora chiaro cosa sia successo, è solo che chiaramente quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto si sono trovati davanti all'ennesima strage su questa autostrada. Adesso torniamo in studio e ovviamente le ricadute di questo disastro sono fortissime. Il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, dice la messa in sicurezza della A4 diventa un obbligo. Sentiamolo. Sindaco, dopo questa tragedia che cosa farete? Quali sono i vostri primi passi? Quella di chiedere ancora più velocemente la costruzione della terza corsia. È un'opera ormai fondamentale. Adesso in questi giorni stanno facendo gli espropri, che sono le cose preliminari, stanno facendo a bando la realizzazione dei ponti, che sono le cose preliminari, per poi la realizzazione della terza corsia. Come si vede, la necessità ormai è un obbligo, non è più una necessità. Abbiamo la necessità di questo tratto messo in sicurezza, anche perché ogni volta che succede un incidente, oltre a piangere le vittime, poi ci sono tutti quei danni laterali che sono i camion in strade comunali dove non potrebbero passare e creano ulteriore pericolo per ciclisti e pedoni. Quando è stato chiamato per questa ennesima tragedia, che cosa ha pensato subito? Sconforto, anche perché quando mi hanno detto che c'erano 6 vittime non volevo crederci. Ho chiamato per avere anch'io delucidazioni e speravo che non fosse così. Sindaco,
I cittadini sono arrabbiati e cosa dirà loro oggi? Dirò che i lavori stanno comunque già a vedere che stanno ipotizzando i cantieri e soprattutto stanno facendo gli espropri già un primo segnale, e quello di cercare comunque di guardare il lato positivo, che è quello di volerla fortemente e di riuscire ad avere il prima possibile soprattutto i ponti. Contatterà il sindaco di Riccione? Sì, la chiamerò e porgerò le condoglianze di tutto il paese. È veramente triste, oltre alla tragedia, che comunque sia una persona che si dava per il sociale e che poi finisce la vita qui in questo tratto. E andiamo a vedere una messa, una celebrazione che c'era stata per ricordare le vittime della strada proprio a ridosso del casello della 4 a Cessalto. Forse dovremmo ricordarci che di fronte alle tecnologie, quando abbiamo in mano un'automobile, non siamo onnipotenti. Al punto che moriamo, mi ha detto proprio ieri un anziano, come gli insetti sul vetro della macchina. Così, in un secondo. Sono parole forti, potenti, quelle che Don Mauro Gazzelli pronuncia durante la messa dedicata alle vittime della strada, ai loro familiari, ai feriti e anche ai soccorritori. Sullo sfondo quella 4 spesso teatro di terribili incidenti stradali, un'arteria che divide il cuore di Cessalto e che allo stesso tempo ha spezzato troppe vite. Qui, del resto, come in tutta la Marca, reduce da un'estate nera. 2200 incidenti fino al 2 agosto nella sola provincia di Treviso. Poi, secondo me, fa anche molto riflettere un altro dato: 21 morti lo scorso anno nel 210 km di rete autostradale di competenza di Autovie Venete, quindi un morto ogni 10 km. A organizzare la giornata, accanto a parrocchia, comune, provincia, ULS 2, l'associazione Il Melograno, presieduta da Daniele Furlan. Proprio nel tratto di autostrada che dietro di noi io ho avuto un incidente, sono stato tamponato da un camion con il risultato di rimanere tetraplegico, ovvero completamente paralizzato dal collo in giù. 21 anni fa, più o meno in questa stagione, anzi nel mese di ottobre, con le prime nebbie. Da qui la processione simbolica all'interno del piazzale della SME della statua della Madonna, che è stata posizionata per qualche minuto a pochi metri dall'autostrada, il tempo di una benedizione a quello ormai noto a tutti come il tratto maledetto. Alla funzione hanno partecipato anche i familiari di Samantha Renon, la 17enne cessaltina morta nell'aprile scorso a Salgareda nello scontro tra la sua moto e un'auto, e quelli di Nico Baldo, il 34enne travolto ucciso in via Callonga mentre era uscito di casa a piedi per recuperare il cane. A Cessalto i nomi dei concittadini morti sulle strade sono raccolti in quest'urna. È stata un'occasione oggi anche di unirci e di prendersi cura gli uni degli altri. Tutto lo spirito di comunità che deve lavorare proprio anche per la prevenzione, le scuole, le istituzioni, le parrocchie, gli oratori. Tutti dobbiamo parlare un linguaggio diverso e anche essere un po' più esigenti nel dare le regole. Nel frattempo ci arrivano anche alcune domande da parte dei nostri telespettatori, perché la situazione clinica della persona ferita in gravissime condizioni, lo ricordiamo all'ospedale di Treviso, si sono aggravate. Qualcuno dice anche nella stampa nazionale che la persona è deceduta. In questo momento non ci sono conferme di questo, anzi pare che non sia morta, non ci sia la 7ª vittima. Ovviamente le condizioni sono disperate, ma in questo momento, lo ricordiamo perché poi qualcuno ci chiede, ci sono persone che ci scrivono, il bilancio è da aggiornare, quindi ovviamente ve ne daremo conto nel corso della nostra informazione. Adesso andiamo a fare il punto della situazione di questi incidenti, di questa drammatica fase di ottobre anche nel Padovano. Settimana nera, un morto, 12 feriti sulle strade.
Una settimana terribile per le strade venete e padovane che venerdì intorno alle 18 ha registrato un maxi tamponamento all'altezza del chilometro 368 della A4 poco dopo il casello di Padova Est in direzione Venezia nel comune di Vigonza. 11 veicoli coinvolti, 9 auto e 2 furgoni, miracolati gli occupanti dato che si registra solo una persona leggermente ferita. Un super lavoro per vigili del fuoco, polizia stradale e personale del SUEM che hanno prestato assistenza ai coinvolti e liberato le corsie dell'autostrada nel caos nell'ora di punta degli spostamenti per il rientro a casa e per l'avvio del fine settimana. Un'autostrada che da metà pomeriggio viveva l'inferno all'altezza del casello di San Donà di Piave in direzione di Trieste, con 6 persone morte e una donna che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Cafoncello di Treviso. Lo stesso maledetto tratto di autostrada tra San Donà di Piave e Porto Gruaro costato la vita lunedì a Chiara Moressa, la quarantenne di Brugine che rientrava a casa con il cagnolino appena adottato. Un venerdì nero che intorno alle 14.30 aveva registrato lo scontro tra un autosnodato di Bus Italia con una cinquantina di passeggeri a bordo tra studenti e pendolari e un'auto lungo via Marconi a Ponte San Nicolò. 11 le persone ferite, la donna alla guida dell'auto in modo grave, tutte trasportate negli ospedali di Padova. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la pagina della cronaca, con gli incidenti che stanno funestando la rete stradale e autostradale del Veneto. Adesso però facciamo una breve parentesi, poi torniamo a parlare della cronaca, purtroppo anche quella molto molto grave, e andiamo in centro a Bassano, dove sono tornate, e pare che i numeri siano anche quelli pre-Covid, le fiere d'autunno, le feste, le grandi manifestazioni, come in altre zone del Veneto, dalla Fiera del Soco di Grisignano, ricordiamo la Sagra del Tresto per esempio nella Bassa Padovana, tantissime belle manifestazioni, tantissime fiere antiche che riportano il cosiddetto pubblico delle grandi occasioni nei centri storici, nei paesi, in queste feste che insomma ci ridanno un po' il senso di qualcosa che avevamo perduto. Per questo motivo noi abbiamo sul posto Alex Giuliano e Alessandro Costacurta, che vediamo impegnati anche con un po' di visitatori che passano e salutano, e adesso ci raccontano come sta andando. Buongiorno Alex. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, intanto ti confermo, siamo tornati ai numeri, come giustamente dicevi tu, pre-pandemia, perché oggi Bassano è veramente invasa di turisti, di bassanesi, insomma, di curiosi, di visitatori, perché la Fiera Franca d'autunno, in una giornata che è sostanzialmente primaverile, fa segnare veramente numeri record. Avete visto tanto entusiasmo, ci hanno anche circondato alcune turiste, perché siamo, e adesso chiedo a Alessandro Costacurta di seguirmi, siamo nella zona dove viene celebrato e viene consolidato il gemellaggio tra Bassano del Grappa, Voiron e Mühlacker, quindi paesi con cui da anni va avanti un profondo rapporto di amicizia e appunto con un gemellaggio che consolida queste due culture. Ma veniamo, prima di parlare di questo, veniamo a dare qualche dato su questa Fiera Franca d'autunno. Centinaia di bancarelle, noi abbiamo fatto già un giro esplorativo, Ferdinando, ebbene ambulanti e commercianti estremamente soddisfatti. C'è qualche settore che fatica più degli altri, ad esempio quello della floricoltura, ma mentre il nostro Alessandro Costacurta vi mostra un po' una panoramica di quanta gente è presente qui in piazzetta Bassano per il brindisi di questo gemellaggio fra Voiron e Mühlacker, vi dicevo alcuni settori sono diciamo più esposti agli altri a questa crisi economica, quindi il settore della floricoltura appunto, ma anche quello dei giocattoli. Invece vanno
hanno a gonfie vele tutte le attività che hanno a che fare con lo street food e con il cibo. Immancabile qui per la Fiera Franca d'autunno la frittella, che è il prodotto in assoluto più venduto, e insomma anche la gente, come potete vedere dalle immagini, si muove, Ferdinando, in grande libertà, nel senso che qualcuno indossa ancora la mascherina, ma il sentimento principale, prevalente di questa giornata è un grande senso di libertà e di voglia di stare insieme. Quindi Bassano fa riscoprire alla sua gente e ai turisti veramente il piacere di trascorrere una giornata tra acquisti, tra spuntini, ma soprattutto tra grande serenità, grande voglia di normalità. Intanto grazie mille per queste prime informazioni e delle belle immagini che ci fanno capire quanta gente c'è a Bassano, e bisogna ricordare che quello che vediamo adesso è solo il principio, perché poi nel corso della giornata ci sarà ancora più gente. Questa sera ci sarà, questo pomeriggio ci sarà il pienone. Assolutamente. Alex, due domande al volo. Da una parte sappiamo che la voglia di far festa, la grande convivialità c'è sempre, però c'è il discorso dei costi delle materie prime, dell'energia. Si vede questo problema in una fiera come quella di Bassano, oppure è intanto divertiamoci poi ci pensiamo? Ferdinando, i bassanesi e i turisti sembrano sposare la tua seconda ipotesi, nel senso, abbiamo raccolto tante voci, ebbene tutti ci hanno detto sì, è un momento difficile, sì, dobbiamo fare i conti con ristrettezze e con difficoltà, però in questi 2 giorni, oggi e domani, concediamoci qualche lusso, qualche sfizio, qualche peccato di gola, e se c'è da spendere qualcosina in più lo si spende. Ti segnalo anche che sono aumentati i prezzi, sono aumentati ad esempio i prezzi dei generi alimentari venduti durante questa Fiera Franca. Il classico immancabile panino onto costa quasi 2 euro in più rispetto alle passate edizioni, però tutto questo non ha frenato l'entusiasmo dei bassanesi e dei turisti, e ti segnalo anche che sono tanti anche i turisti stranieri. Noi ci avviciniamo, mentre se hai altre domande sono a tua disposizione, ci avviciniamo a un tavolo particolarmente festaiolo, perché ci tenevano anche a fare con noi, a condividere con noi di Rete Veneta un brindisi particolare, un brindisi a questa fiera e al ritorno alla normalità. Allora dimmi se posso far partire il conto alla rovescia oppure se hai altre domande. Vai pure Alex, fate il brindisi, poi ne parliamo. E allora 3, 2, 1, brindisi per questa giornata, brindisi per Rete Veneta. Prosit! Con l'immancabile birra di Mulaker. Come l'immancabile birra di Mulaker. Assolutamente. E allora per lo spritz ci sarà tempo più tardi, oggi pomeriggio, quindi non mancano anche le tradizioni venete, le tradizioni bassanesi. Adesso noi ci spostiamo nel centro della fiera, qua ci reclamano, ci chiamano, vediamo il bello della diretta, prego. Buonissima birra, grande fantasia, grande festa, birra, bruschette e tanta allegria. Ecco allora, Ferdinando, Alex, anche voi amici da casa, avete intuito che l'entusiasmo è tanto, allora, la voglia di festeggiare c'è. Alex, benissimo, ringraziamo del brindisi, del prosit, visto che la città gemellata è quella di Mulaker, però una domanda, poi ne riparliamo stasera nel TG. Allora, pare che fra i settori più in difficoltà ci sia anche quello della produzione delle bevande, perché il costo della produzione della birra, ad esempio, è molto salito. Si fa fatica a trovare l'anidride carbonica indispensabile per alcuni tipi di birre, quindi ti lascio magari un compito per questa sera di capire se effettivamente, visto che gli amici di Mulaker sembrano avere ben le mani in pasta con questo genere di argomenti, se effettivamente è vero, se ci sono esplosioni nei prezzi, se la situazione è drammatica. Come dicono. Alex, a questo punto noi vi lasciamo a te Alessandro Costacurta, vi sguinzagliamo nel
centro di Bassano a raccogliere altre informazioni, altre storie. Ovviamente se c'è qualcosa di molto interessante non esitate a chiamarci, siamo in onda fino alle 13. Grazie. Grazie Ferdinando, grazie a tutti. Noi torniamo in studio. Allora, è un po' uno stacco piuttosto pesante, però eravamo nella pagina della cronaca e dobbiamo rientrare nella pagina della cronaca perché abbiamo visto quello che è successo in A4. Siamo in attesa di capire esattamente il bilancio delle vittime, il bilancio di questa strage. La nostra redazione, sia quella di Venezia che quella di Treviso, si stanno occupando di approfondire questi temi. Ieri pomeriggio invece, ed è anche quella che rischiava di essere una strage, vi ricorderete la folle corsa di Steve Quintino nelle strade della Pedemontana, investito e ucciso un ciclista, Mario Piva di Loria. Ieri ci sono stati i funerali di quest'uomo. Andiamo a vedere com'è andata. Ci sono anche 4 fasce tricolori ad attendere alle porte della chiesa parrocchiale di Loria il feretro di Mario Piva, il 67enne travolto e ucciso dalla folle corsa in auto di Steve Quintino sabato scorso, il 19enne di Riese che prima di incrociare la sua vita aveva seminato il panico sulle strade del Trevigiano. Piva, padre e nonno, morto in un sabato mattina mentre era in sella alla sua bicicletta e stava andando a trovare la figlia Silvia. Silvia sorregge mamma Tiziana, i passi lenti appesantiti da un dolore enorme. Lei, Tiziana, testimone unica dell'incidente che le ha portato via il marito e che fino all'arrivo dei soccorsi è stata accanto a lui tenendogli la mano. In chiesa un tripudio di fiori, rose bianche e corone portate da amici e parenti. Dal pulpito Don Enrico Prete legge una lettera scritta dagli ex colleghi di lavoro di Mario, impiegato nella pubblica amministrazione a Venezia per 40 anni. Quando in corridoio passiamo davanti al soffitto ci coglie un forte sentimento di tristezza. Mario per noi è stato un grande compagno nelle nostre giornate lavorative, la sua semplicità e riservatezza e al contempo la sua disponibilità e professionalità l'hanno reso a tutti noi tanto caro. Oggi a Loria è stato proclamato lutto cittadino, bandiere listate a lutto in comune e la presenza del gonfalone comunale nella chiesa. Una cerimonia semplice e sobria, un dolore composto e l'abbraccio di tante comunità insieme a quest'uomo vittima di una follia tanto assurda. Facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, chiusa la parentesi della festa, della fiera, poi ci torniamo nel TG Bassano di questa sera, ritorniamo alla pagina della cronaca e torniamo sulle strade del Veneto. Ci arriva adesso una notizia dall'ANSA che ci dice che nella notte 10 automobilisti sono stati colti dai carabinieri mentre conducevano i loro mezzi con concentrazioni di alcol nel sangue superiori ai limiti di legge. In un altro caso un guidatore è stato trovato sotto l'effetto di stupefacenti. I risultati, ai quali si aggiunge il riscontro di altri illeciti ovviamente, rientrano in una campagna di potenziamento dei controlli su strada condotti dai carabinieri. Quindi vuol dire che la situazione è un po' particolare se in una notte sola sono stati trovate 10 persone che guidavano ubriache. Ovviamente qui non è segnato la concentrazione, non sappiamo se fosse 0,6 o 1,6, questo lo vedremo poi con i nostri colleghi di Treviso, ma vuol dire che qualcosa che non va c'è. Adesso invece torniamo nel Padovano, un incidente di ieri incredibile quasi, perché è di 11 feriti il bilancio, per fortuna non gravi, dello schianto avvenuto tra un mezzo di Bussitalia e un'auto avvenuto a Ponte San Nicolò. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi con 2 squadre, tra cui l'autogru, e hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto 2 persone rimaste incastrate, che sono state soccorse poi dai sanitari del SUEM. Sanitari del SUEM che hanno curato anche 9 passeggeri a bordo del bus della linea che collega Padova a Sottomarina. Tutti i feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso sul posto carabinieri, polizia locale, per deviare il traffico impazzito in quel momento. Non pare che
le persone rimaste coinvolte in questo sinistro siano rimaste ferite in modo grave. La nostra redazione di Padova ci ha segnalato questo al momento, poi vedremo se arriverà qualcos'altro. Adesso chiudiamo il capitolo stradale e andiamo a Vicenza, dove una persona accusata di essere il bombarolo che si era fatto vivo ultimamente in città è stato arrestato. Un vero e proprio arsenale di materiale esplodente, giudicato di assoluta pericolosità dagli stessi agenti del reparto artificieri della Polizia di Stato di Venezia che lo hanno scoperto, è stato rinvenuto durante la perquisizione in un appartamento in città. Arrestato un uomo di 46 anni, vicentino e abitante nel capoluogo, considerato il bombarolo responsabile di una serie ripetuta di esplosioni avvenuti nella notte tra lunedì e martedì scorsi in diverse zone della città e in particolare nella zona di Laghetto, lungo strada Marosticana. L'inquietante allarme sociale, avvertito e segnalato da molti cittadini, aveva fatto scattare immediatamente una complessa indagine condotta dalla squadra mobile e dalla Digos della Questura di Vicenza. L'epilogo ieri sera, quando, dopo il rinvenimento sul tetto di un centro commerciale di 7 tubolari in vetroresina, tra loro collegati con un innesco radiocomandato, le tracce hanno condotto gli agenti nella casa del bombarolo. Nitrato di potassio e di ammonio, zolfo, carbone, polvere nera, paraffina, cloroformio, nonché batterie e altri inneschi e telecomandi erano presenti nell'abitazione. Non solo, gli agenti hanno rinvenuto fucili e pistole ad aria compressa, tra cui un fucile a pompa calibro 68 e un revolver a tamburo, silenziatori e un macete. Tutto il materiale custodito in un ambiente angusto e saturo creava una situazione giudicata di estrema e grave pericolosità, potenzialmente micidiale per le persone e le cose nell'immediate vicinanza del contesto urbano densamente popolato. L'uomo è ora custodito nel carcere di Vicenza a disposizione del pubblico ministero della Procura. Inquietanti restano le intenzioni e i propositi del soggetto. Averlo individuato e bloccato velocemente è stato un importante risultato conseguito. Sì, quello che abbiamo trovato ieri ci ha fatto, ritenere necessario far intervenire gli artificieri specializzati, proprio perché potenzialmente la situazione che si è venuta a creare era molto pericolosa sia per i cittadini che per le forze di polizia per la polizia che stava operando. E gli artificieri sono stati molto bravi a mettere in sicurezza tutto quanto e a consentirci di fare le operazioni di perquisizione e di sequestro in assoluta sicurezza. Potenzialmente è pericoloso anche l'utilizzo di spray urticante in una classe di una scuola del Trevigiano. Vediamo. 3 studentesse finite all'ospedale per aver inalato spray al peperoncino, la scuola in subbuglio, l'intervento dei carabinieri, momenti di paura questa mattina all'Istituto Professionale Turazza di Treviso tra la seconda e la terza ora di lezione. La terza B, settore acconciatura, impegnata nel laboratorio. Un'allieva che soffre d'asma si sente poco bene, esce dall'aula e si accomoda in corridoio. Poco dopo un compagno di classe esce per andare in bagno e la ragazza gli chiede il favore di portarle lo spray per il trattamento dell'asma che si trova nella cartella. È solo che nella sacca la ragazzina aveva anche, da quello che ho capito, perché adesso stanno facendo indagini i carabinieri, aveva anche lo spray al peperoncino per autodifesa. E quindi sto ragazzo ha provato a vedere ma quali sono dei due e ingenuamente, secondo me, ha spruzzato sto spray al peperoncino in classe, è uscito poi col ventolino a darglielo alla compagna e quando è entrato c'era la classe che tossiva. Subito è scattato il pronto intervento della scuola, gli alunni sono stati fatti uscire all'aperto ed è stato allertato il 118 per 3 studentesse che presentavano sintomi più importanti. Io sono agitatissima perché spero che gli altri stanno tutti bene, ma le 3 ragazzine portate via, io spero veramente, sono molto agitata e penso che mi vediate. Sconvolta per l'accaduto, la dirigente del Turazza all'inizio pensava ad un atto di bullismo, una bravata finita male, poi la versione dello studente, un 17enne che all'arrivo dei carabinieri è scoppiato in lacrime, ha sembrato suffragare una versione diversa. Sapete come sono i ragazzi, no? Ma cos'è questo o quello? Ha spruzzato e è successo il pandemonio in laboratorio. La scuola ha un regolamento che specifica, ad esempio, i farmaci che possono essere
essere introdotti nell'istituto, naturalmente previa segnalazione alla direzione. Altri strumenti, tipo il peperoncino, chiaro che non è un farmaco salvavita, di autodifesa utilizzato, questo ci fa pensare anche a quello che in qualche modo questi ragazzi incontrano nel momento in cui escono da queste scuole. Mi viene da pensare, cioè nel senso la paura di incontrare, di essere aggrediti, e questo è anche segno che appunto ci sono queste autodifese, però molte volte non sono strumenti che sanno usare in maniera corretta. Alla luce di quanto accaduto, il regolamento verrà aggiornato. Adesso che lo sappiamo lo metteremo magari noi facciamo sempre i colloqui di accoglienza, 250 colloqui all'anno prima che vengano qui a settembre. Sul regolamento glielo facciamo firmare, adesso metteremo anche sta roba qua, cioè che almeno i genitori ci avvisino. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, sulla base dei quali la scuola prenderà eventuali provvedimenti nei confronti dello studente, dall'intervento rieducativo a qualcosa di più grave. Dipende sempre dall'esito, cioè da cosa viene fuori, perché se poi andiamo, cioè la cosa è più difficile. Cioè il regolamento parla anche di riorientamento. Ora ci spostiamo nel Padovano, dove le conseguenze dell'ondata di arresti e provvedimenti effettuati dalle forze dell'ordine su quello che è il mondo della trap, un po' a cavallo fra la musica e altre situazioni meno legali, meno divertenti appunto, ha portato all'arresto di un giovane di Conselve. C'è anche un padovano arrestato dai carabinieri di Bergamo nell'operazione che ha portato in carcere i presunti autori del tentato omicidio del trapper lombardo Simba Larù, che venne accoltellato lo scorso 16 giugno a Treviolo, in provincia di Bergamo. L'azione criminale, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe frutto di una faida tra il trapper milanese e un altro padovano, Baby Touché. 4 le persone arrestate oggi per l'agguato, tra di loro anche un 24enne residente a Conselve, che insieme a un marocchino di 30 anni già detenuto in Austria sarebbe uno degli esecutori materiali dell'accoltellamento. Gli altri 2 arrestati invece sono il mandante e una 31enne bergamasca fidanzata di Simba Larù. Sarebbe stata proprio lei ad organizzare l'agguato in cui il trapper è rimasto ferito gravemente da parte di 3 persone che volevano invece vendicare il rapimento del trapper padovano Baby Touché. La donna, che nutriva risentimento verso Simba, avrebbe contattato i 3 aggressori, finiti ora in carcere. Nel Vicentino controlli a tappeto, trovati anche sostanze stupefacenti. Controlli straordinari con un dispositivo di 10 pattuglie, 25 militari e 2 unità cinofile che hanno pattugliato le zone di transito tra Schio e Valdagno, composti di controllo mirati presso le principali arterie stradali, Malo, Trissino e Valdagno, per poi svolgere controlli presso le zone calde di Schio e Valdagno per la prevenzione dei disagi giovanili, in particolare l'uso degli stupefacenti. Setacciati quindi locali e parchi frequentati da giovani, in particolare Piazzale Schio e Maglio di Sotto per quanto riguarda Valdagno, per Schio la stazione ferroviaria e le vie del centro. Controlli che hanno portato a rinvenire hashish occultato nei pressi di una panchina di Piazzale Schio e a contestare nel corso del servizio 5 distinte segnalazioni amministrative a carico di altrettanti ragazzi trovati in possesso di 32 grammi di hashish trovati nel centro di Valdagno, nel comune di Sant'Orso e presso la stazione ferroviaria di Schio. Nel Padovano invece è stato scoperto che un centro massaggi nascondeva dinamiche molto diverse. Prostituzione e sfruttamento del lavoro all'interno di un centro massaggi. La scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di Padova dopo un controllo in un'attività gestita da una donna cinese a Limena. I finanzieri avevano notato un sospetto e continuo afflusso di clienti e per questo avevano avviato i controlli, trovando anche numerosi annunci in siti di incontri per adulti con foto di ragazzi in atteggiamenti provocanti. Durante il blitz gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sorpreso 5 donne insieme ad una sesta che gestiva l'attività. 2 erano intente a prostituirsi. I finanzieri in alcuni locali attigui al centro massaggio hanno trovato anche gli alloggi dove vivevano le lavoratrici, stanze sporche in pessimo stato e per di più videosorvegliate. Durante i controlli è emerso che le massaggiatrici non erano regolarmente assunte. Le 2 donne che si stavano prostituendo sono risultate essere irregolari sul territorio. Al vaglio dei finanzieri il ruolo della donna italiana, che risulta invece essere formalmente amministratrice dell'attività che veniva svolta senza alcun tipo di autorizzazione. Restiamo nel Padovano, restiamo nell'Alta Padovana per una vicenda di abusi e minacce.
4 maschi e una ragazza, tutti sui 20 anni, giovani residenti tra Galliera Veneta, Cittadella e Tombolo. Sono le persone che dovranno rispondere delle accuse di violenza di gruppo, diffusione illecita di immagini esplicite, minacce e lesioni personali ai danni di un coetaneo di cui avrebbero abusato dopo che era svenuto al termine di una festa alcolica nel marzo 2021, riprendendo tutto con lo smartphone e poi diffondendo le immagini. La vittima ha presentato denunce ai carabinieri che hanno iniziato le indagini. Non contenti, 2 dei giovani accusati avrebbero affrontato l'ex amico rompendogli una costola e il naso a calci e pugni. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal PM Sargiodini, hanno portato all'apertura del processo. Prossima udienza il 28 ottobre. Facciamo ora un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, ma anche di quello che succederà, ad esempio, domani, giornata importantissima anche per Rete Veneta, perché arrivano al Santo i pellegrini partiti da Capo Milazzo per ricordare gli 800 anni del passaggio francescano di Frate Fernando, che poi diventerà Sant'Antonio da Padova. Noi ci saremo con una diretta che partirà alle 14 in edizione straordinaria fino al tardo pomeriggio, ma ci racconta tutto Chiara Gaiani da Padova in questo momento. E buongiorno, ci troviamo sul sagrato della Basilica del Santo in questo splendido sabato di ottobre. Ringraziamo Padre Antonio Ramina per essere con noi, che è il rettore della Basilica del Santo. È una settimana molto intensa per la comunità francescana questa. Il 4 ottobre è la festa di San Francesco, domani l'arrivo dei pellegrini di Antonio 2022. Pellegrini che sono ripartiti oggi da Rovigo per poi arrivare a Monselice. C'è grande trepidazione, c'è grande attesa, Padre Antonio, per questo momento. Sì, è un'esperienza iniziata ormai qualche mese fa, nel senso che già il 30 di giugno che questo progetto, questo lungo cammino è partito da Capo Milazzo e si conclude appunto domani qui in Basilica nel pomeriggio. Ecco, domani in particolare si riuniscono 3 ramificazioni, diciamo così, 3 gruppi di pellegrini accompagnati ciascuno da uno dei nostri frati, uno da Campo San Piero, uno da Monselice e uno da Venezia. Ecco, si raduneranno in Prato della Valle prima di giungere qui in Basilica per la celebrazione solenne delle ore 16, presieduta dal Cardinal Mauro Gambetti. Ecco, è un momento molto atteso. Questi pellegrini hanno percorso 1800 chilometri, c'è questo conteggio simbolico di 3 milioni di passi. I pellegrini che hanno percorso tutta la strada sono quelli che arriveranno da Monselice, accompagnati da Padre Roberto Brandinelli, il vostro ministro provinciale. Loro, tra l'altro, hanno portato proprio Antonio sulle vie d'Italia, ad incontrare veramente tantissime persone, tantissimi fedeli. Sì, certo, tutto il tragitto è stato compiuto appunto accompagnati da Sant'Antonio, vorrei dire non solo spiritualmente, cioè celebrando, ricordando alcuni anniversari della sua vita, ma portando anche in pellegrinaggio una piccola reliquia preziosa del corpo del santo, a testimonianza proprio della concreta presenza di questo nostro confratello illustre che ci ha preceduto nel cammino della fede. Ecco, un cammino che ha un significato particolare perché ripercorre proprio le tappe fatte da Antonio in Italia, ricordiamo naufragato in Sicilia nel tentativo di ritornare in Portogallo dopo la sua missione in Africa. Sì, proprio così nel 1220 appunto avveniva questo naufragio che sospinge Antonio verso la Sicilia. Nel 1221 vede ad Assisi San Francesco, nel 1222 lì all'eremo di Montepaolo, Forlì, ecco, esce questa figura di uomo sapiente, nel senso che dal silenzio dell'eremo viene chiamato a predicare, così si scopre la sua profonda
cultura, spiritualità biblica. Ecco, 3 momenti che segnano 3 tappe fondamentali di Antonio: l'adesione al francescanesimo, il cammino verso il nord d'Italia e poi la sua vocazione alla predicazione in favore dei poveri e contro le ingiustizie. Ecco, domani verso le 14 pellegrini entreranno nella città di Padova e dalle 14 inizierà anche la diretta di Rete Veneta che accompagnerà proprio questo rientro dei pellegrini. La riunione dei 3 rami, tra virgolette, insomma, di pellegrini partiti da tutto il Veneto verrà in Prato della Valle, poi l'arrivo in Basilica sarà fatto in modo particolarmente simbolico, padre Antonio. Sì, lì a Capo Milazzo è stata realizzata da un artista locale una croce utilizzando alcuni frammenti di legno di imbarcazioni naufragate proprio in quelle coste lì, e quindi questa croce verrà poi portata anche qui a Padova ed è proprio portando questo segno della passione di Gesù, a cui però hanno compartecipato tante persone che hanno perso la vita sulle coste dell'Italia. Ecco, questa croce sarà appunto accompagnata e fatta entrare in Basilica, testimonianza di una comunione di spirito con tante persone che hanno sofferto, perso la vita e che certamente sono nella misericordia del Signore. Ecco, quindi chi vorrà potrà unirsi a questo ultimo tratto di pellegrinaggio, chi vuole da Monselice, chi vuole lungo la strada. Man mano rivolgiamo questo invito, padre Antonio. Certamente un invito aperto a tutti, sempre con la speranza che questo sia un momento di preghiera, di comunione, di intercessione. Sappiamo che abbiamo tutti bisogno di questo grande dono della pace e dentro questa celebrazione vuole esserci anche questa richiesta accorata al Signore per intercessione del nostro Santo. Ecco, e chi non potrà essere presente lo potrà fare spiritualmente questo pellegrinaggio seguendo appunto la diretta di Rete Veneta, ricordo, a partire dalle 14. Se non ci sono domande da studio ringrazio padre Antonio Ramina, con lui ci rivediamo sicuramente nella giornata di domani qui sul Sagrato, e restituisco la linea allo studio da Padova. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, padre Antonio Ramina naturalmente per questo collegamento. Domani ci saremo anche noi, dicevamo, edizione speciale nel nostro palinsesto, tutto un pomeriggio dedicato a questo importante evento. Adesso cambiamo ancora argomento, parliamo di economia. Vediamo l'allarme della CGIA, in arrivo una stangata per le famiglie di 92 miliardi. Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo i risparmi anche delle famiglie venete. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi, altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. E quindi il caro energia, le bollette pazze, folli, veramente ci arrivano immagini, segnalazioni, fotografie, racconti di bollette incredibili per aziende e famiglie, un inverno, un autunno che rischiano di diventare drammatici. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano le persone, sentite cosa ci hanno risposto. Giusto? Sì, piuttosto è meglio mettere su una maglia in più e risparmiare. Se fa tanto freddo come faccio a passare il grado? C'è un bambino piccolo anche in casa, come faccio a passare il grado? Scusa un attimo. Mi dica lei, come faccio a passare? Se c'è un bambino che ha 5 anni, come faccio a passarlo? Come faccio? Per me va bene, il risparmio così, è senz'altro una buona cosa. Io ho sempre abbassato io massimo 18 gradi a casa mia. Per me è una cosa che dovevo fare tutti quanti, perché con i problemi che ci sono adesso, con i costi di energia, tutte queste cose, bisogna un po' pensare sopra. Se ne obbliga. E secondo lei è giusto? Potrebbe essere questa la soluzione? No, perché penso che Iuri sia bel caldo, se no altri ne fa morire dal freddo. Non la collaborazione della moglie, vuole stare al caldo. E come farà con questo grado in meno sua moglie? Non so se terrà un grado in meno. Io tenterò di farlo, lei un po' meno, in qualche maniera andiamo avanti. Che solo per le telefonate che riceviamo è un disastro, non ce la faccio più. Ieri ho detto anche una parola, ho detto scusami ma vi dico una parola, per favore. A questo punto ci si adatta a far tutto. Lei lotterà questo grado in meno in casa se farà freddo? Sì, ma io già da mo' tenevo il grado sotto. Bevendo un po' di più, non si aumentano i gradi.
E allora si sta bene. Questo era un servizio in cui abbiamo spiegato qual è il punto di vista delle persone riguardo a quelle che sono le nuove norme, ovvero riscaldamento abbassato, riscaldamento acceso da un certo punto della stagione in poi, insomma tutta una serie di cose che che succederanno di sicuro, poi vediamo con quali ricadute. Nel frattempo c'è chi, come questo ristoratore che sentirete ora e albergatore, ha deciso che farà pagare 5 euro di sovrapprezzo per chi vuol mangiare in una stanza riscaldata, 20 euro di sovrapprezzo per chi vuol dormire con il riscaldamento. Proprio oggi Federalberghi ha emanato la nuova normativa che prevede che gli alberghi in Italia, in base alle fasce di residenza, possano tenere o meno e innalzare il riscaldamento a proprio piacere. Per la nostra zona sono stati assegnati 19 gradi più 2 di tolleranza. Detto questo, devo dire che se gli aumenti che si sentono in giro, no? Che arriveranno con il gas, sicuramente saremo costretti appunto a questo supplemento comfort. Quindi il comfort è semplicemente il calore. Vuoi il calore? 20 euro in più a camera, ti adatti a dormire come prima, quindi temperatura molto più bassa, allo stesso prezzo di prima, e lo faremo anche nel nostro ristorante. Quindi avremo 2 sale, una riscaldata come prima, temperature più basse, e una temperatura comfort, e questo comfort purtroppo costerà 5 euro in più. Grosse difficoltà che vanno a ripercuotersi anche sulla programmazione del 2023. Ci hanno chiesto di riprogrammare gli stessi gruppi per il 2023, noi però purtroppo non siamo in grado di fornirgli un preventivo. Non siamo in grado per il semplice motivo che non sappiamo quanto andrà ad incidere il caro energia sui nostri bilanci. Prezzi in salita, costi in salita, la CIA, un'associazione di agricoltori, dice fate la spesa sotto casa. Sentiamo. La situazione per quanto riguarda il comparto agricolo è estremamente difficile, siamo di fronte ad un allineamento di pianeti sfavorevoli per il comparto, usciamo da un'estate torrida con produzioni ridotte. L'aumento dei costi delle materie prime, del gasolio agricolo, dei fertilizzanti e delle sementi, fino ad arrivare adesso con un'inflazione estremamente importante che riguarda i consumi, riguarda le famiglie. Il dramma è che i prezzi alti pagati dal consumatore non corrispondono a pari aumenti dei prezzi ai produttori agricoli. Questo ovviamente pone in sofferenza quello che è il sistema di produzione primaria, il sistema di produzione agricola, con estrema difficoltà delle aziende agricole, perché allo stesso prezzo di vendita per quanto riguarda i produttori abbiamo aumento di costi esagerati, parliamo dal 100 al 150% di aumento dei costi. Ridurre la filiera, fare il sistema tra produttore e consumatore, questo è l'appello lanciato dalle aziende agricole. Noi ci teniamo a precisare che il lavoro agricolo è un lavoro sì che riguarda la produzione primaria, ma che ha un valore che riguarda tutta la collettività. Quello che facciamo quotidianamente è quello di preservare la biodiversità, di gestire il territorio e di garantire il mantenimento dei fossi e dei fossati, per cui tutto quello che riguarda il complesso idrogeologico, soprattutto in vista anche di un autunno-inverno come quello che deve arrivare. Chiediamo a tutti quindi solidarietà rispetto al lavoro dei produttori locali che svolgono quotidianamente nelle proprie aziende, per cui chiediamo ovviamente di comprare locale e di privilegiare i prodotti del territorio. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, perché Vicenza fa sul serio, si propone come città per ospitare la Dunata degli Alpini 2024. La città delle penne nere, storia di una terra dall'anima alpina. Nel centenario della sezione ANA Monte Pasubio, Vicenza si candida a ospitare la 95esima Dunata Nazionale degli Alpini. Spinta dalla sua identità forte, dalla sua tradizione solida, la città del Palladio si affaccia sul 2024, quando le penne nere marceranno compatte tra vie e piazze, imbandierate col tricolore. È una grande storia perché è legata a una provincia, quella di Vicenza, che è la provincia più alpina d'Italia.
In Lizza ci sono anche Biella, Modena e Viareggio, ma Vicenza ha un legame speciale con le penne nere e il 4 novembre conferirà la cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. Sì, infatti noi quest'anno, quindi fra un mese, nei giorni 4, 5, 6 novembre di quest'anno, festeggeremo i 100 anni, i primi 100 anni della nostra sezione. Ho appena avuto notizia dal sindaco Rucco che l'amministrazione della città di Vicenza, del comune di Vicenza, conferirà la cittadinanza onoraria all'ANA proprio il giorno 4 novembre del 2022, quindi una data estremamente importante. Vicenza e le penne nere, un legame che viene tramandato di generazione in generazione tra gli uomini e le donne di questa terra, una lunga storia fatta di sofferenze, di dolore, di sacrificio, nelle prime linee, nelle trincee con gli ossari del Pasubio, del Monte Cimone e i sacrari militari del Monte Grappa e di Asiago che raccolgono le spoglie di 85.000 soldati caduti nei cruenti combattimenti della Grande Guerra. Oggi il legame tra Vicenza e le penne nere si rinnova nel segno della solidarietà. Noi siamo a disposizione, siamo a servizio nei momenti di massime calamità o di necessità o di urgenze. Veniamo chiamati e rispondiamo a comandi. Vicenza ha ospitato l'ultima adunata nazionale nel 1991. Nel 2024 saranno trascorsi 33 anni. Nel valutare il dossier, la commissione delle manifestazioni dell'Associazione Nazionale Alpini dovrà tener conto che il cuore di questa terra ha sempre battuto, vissuto e convissuto con le penne nere. E Vicenza è un territorio particolarmente significativo. Se si è senza memoria non si costruisce il futuro, per cui sono 4 candidature, tra cui quella di Vicenza, che tutte meriterebbero di essere messe sullo stesso piano, ma che poi necessariamente all'adunata ne possiamo fare solo una all'anno. Domani, 9 ottobre, ricorrenza del Vajont, 9 ottobre 63, una frana si staccò dal tocco, piombò nel bacino della diga del Vajont che tracimò e spazzò via Longarone, i paesi della valle, i grandissimi lutti anche a Erto e Casso. Noi vogliamo ricordare quell'evento con 2 serate dedicate ai documentari, agli approfondimenti su questo tema. Questa sera andrà in onda il documentario L'Urlo del Silenzio, prodotto da Media Nord-Est, seguito poi da Vajont della regione del Veneto. Domani il documentario L'Eco del Fango, opera del nostro vice direttore Ferdinando Avarino e di Fabio Verin, seguito poi da Vajont, Percorsi della Memoria. Quindi moltissimi appuntamenti, questa sera, domani sera il Vajont, domani pomeriggio diretta, edizione straordinaria della nostra programmazione dal Santo per l'arrivo dei pellegrini partiti da Milazzo per Antonio 2022, dalle 14 in poi. A questo punto noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo noi per essere stati con voi, scusate, per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a questa sera TG Bassano, TG Vicenza, vi auguriamo un buon pomeriggio.